Il giudice Paolo Borsellino sapeva della trattativa tra Stato e mafia dopo la strage di Capaci del 92. L'ipotesi investigativa dei magistrati di Palermo e di Caltanissetta che indagano sulla cosiddetta trattativa per fare terminare la strategia stragista adesso viene confermata anche dal pentito di mafia Gaspare Mutolo. Interrogato oggi al processo Mori in corso a Palermo, il collaboratore di giustizia collegato in videoconferenza ha ricordato uno sfogo del magistrato pochi giorni prima di morire nella strage di Via D'Amelio. Ricordo che durante un interrogatorio il dottor Borsellino racconta, mentre parlava con delle persone delle istituzioni nel corridoio, gridò all'improvviso: "Questi sono dei pazzi, sono dei matti". Era disgustato e arrabbiato, era incazzato nero con personaggi dello Stato e delle istituzioni perché volevano offrire ai mafiosi un'eventuale dissociazione. Sapeva che c'erano questi contatti in corso, c'erano persone delle istituzioni che avevano fatto capire di essere d'accordo. Ho capito che c'era un accordo tra mafiosi che si dovevano dissociare in cambio di una specie di amnistia. Lo stesso pentito racconta ancora al PM Antonino Di Matteo che deve sollecitare spesso i ricordi del collaboratore di aver detto al giudice Borsellino che la mafia ha sempre fatto trattative con lo Stato, la mafia ha sempre raggiunto accordi con lo Stato.